Il tema odierno sono i felini. Rivolgerò soprattutto sulle interazioni tra i vari felini, dal punto di vista degli aspetti biologici dei diversi gruppi, ovvero famiglie. E la mia carrellata, diciamo, sarà alquanto breve di tutte le ricerche che abbiamo fatto negli ultimi anni in diverse parti del mondo e che stiamo realizzando nel quadro di un progetto internazionale Intermuz finanziato dall'Agenzia Slovena per le attività di ricerca. E oltre alle dati acquisiti nel quadro dei precedenti progetti, stiamo acquisendo nuovi dati nel quadro di questo è un progetto in Africa. Con queste frecce ho indicato i luoghi dove si stanno svolgendo i progetti, quelli invece con le linee tratteggiate riguardano le aree dove sono stati svolti dei progetti in passato. Quindi in Slovenia abbiamo preso in considerazione il lince e il gatto selvatico, invece nel Portogallo e in Spagna un altro tipo di lince, il lince pardina e il gatto selvatico, poi in Africa abbiamo preso in considerazione i leopardi e i ghepardi, in Asia e Mongolia invece ci rivolgiamo principalmente sulle specie locali, quindi il leopardo delle nevi. In seguito abbiamo fatto interessanti progetti di oltre 90 specie di gatti, cioè scusate, di esemplari di gatto selvatico. Poi 10 esemplari, ovvero 10 progetti per quanto riguarda le interazioni tra le diverse interazioni interspecifiche e intraspecifiche. Per quanto riguarda le interazioni tra il gatto selvatico e la lince si parla di interazione intraspecifica, mentre per quanto riguarda le interazioni interspecifiche si parla di interazioni all'interno della stessa specie. Le attività di ricerca delle interazioni venivano fatte separatamente o si rivolgevano su un tipo di interazione o interspecifica o intraspecifica. Noi abbiamo tentato di riunire questi tipi di interazione sia dal punto di vista intraspecifica e intraspecifica per un determinato tipo di specie. Questo è un concetto teoretico che abbiamo definito. A sinistra potete vedere quale è la possibile previsione in cui c'è una possibilità in cui la specie evita, mentre l'altra a destra è quella in cui si attraggono maggiormente. Per quanto riguarda gli esemplati della stessa specie e dello stesso sesso, come ad esempio il maschio di leopardi, di certo tentano di evitarsi perché appunto rientrano in un fattore di competizione per ad esempio raggiungere una femmina. Per quanto riguarda invece abbiamo la femmina, interazione tra femmine tra le stesse specie, poi un'interazione tra diverse specie sempre per quanto riguarda l'esemplare maschio ed infine che dove c'è una possibile cui si evita invece dall'altra parte l'estremo attrazione sempre per quanto riguarda la specie dei leopardi tra maschio e femmine, quindi dove si attende un maggiore livello di attrazione ovviamente per scopi di accoppiamento. Questo in breve e in genere per quanto riguarda l'interazione. Vorrei ora parlare dei felini, una delle più grandi famiglie dei grandi mammiferi. Le felini vengono considerati come dei più piccoli mammiferi carnivori, dove oggi in questa famiglia rientriamo 41 diverse specie,
e base alle ultime valutazioni, spesso questi felini possono essere simili, altri invece molto. Si distinguono anche dal punto di vista formale. Per quanto riguarda per i felini invece hanno una possibile elemento di condivisione, ma anche diverso, come può essere le dimensioni, una felino più piccolo è quello in Asia che è di circa 1 chilo, invece quello più grande è il felino del tigre o del leopardo, che potete vedere che c'è una ampia differenza dal punto di vista delle dimensioni, ma la forma e l'aspetto comportamentale possono essere invece degli elementi di condivisione tra le varie famiglie, tra le varie specie di questa famiglia. E in questo caso potremmo anche cercare di comprendere e rispondere a determinate questioni ecologiche. Ovviamente ci sono delle eccezioni per quanto riguarda ad esempio l'alimentazione. La maggior parte di questi felini si nutre di grandi mammiferi che sono un peso superiore a 20 kg. E nel momento in cui il predatore è a maggiore di 20 kg può predare prede di uguale o più grande peso, mentre se il predatore ha un peso minore di 20 kg, allora ovviamente prederà animali molto più piccoli. Ci sono delle eccezioni, come ad esempio questa gatto asiatico che è legato agli ambienti acquatici, quindi si alimenta principalmente di pesci, mentre il resto le altre specie di felini invece si nutrono di animali terrestri. La maggior parte delle specie sono sono degli animali che prediligono la vita isolata, stanno assieme nel momento in cui sono piccoli o nel momento di accoppiamento. Anche da questo punto di vista ci sono 2 eccezioni o particolarità. Uno certamente il leone, che tutti conoscono, che si tratta di una specie molto socievole, in una comunità che può contare anche una quarantina di esemplari misti tra maschi e femmine e piccoli, dove si trovano ad esempio le femmine, una ventina di femmine che rappresentano il nucleo, e in questo gruppo circa 8 saranno i maschi. Un'altra specie sono i ghepardi, dove invece spesso si tratta dei maschi che vivono assieme, mentre le femmine tendono a vivere in comunità a sé stanti. Passerei subito al nostro ambiente, l'ambiente sloveno. Ci sono qui 2 specie, ovvero la lince eurasiatica e il gatto selvatico, Felis silvestris e Lynx lynx. Le linci pesano tra i 15 ai 30 kg circa. Alcune popolazioni possono essere più piccole, come la lince turca, ma da noi invece questi sono i valori medi della lince. Le linci sono più o meno oltre la limite del 20 kg che avevo accennato, quindi predano prede più grandi, come ad esempio degli ungulati, ma anche tassi, la volpe o il camoscio. La grandezza del territorio è di circa 100 fino a 400 km quadrati, di solito per i maschi è più grande. Il sistema sociale è tipico felino, quindi è di un sistema solitario per quanto riguarda sia il femmine che le maschi. I maschi ovviamente tutelano e proteggono il proprio territorio, così come le femmine davanti agli altri soggetti. In generale, a livello globale, si tratta di una specie non maniciata, ciò nonostante
alcune possono essere, in condizioni critiche, che però non riguarda il nostro territorio. Il gatto selvatico è di certo più piccolo, il adulto può raggiungere tra i 2 ai 7 chili, i maschi un po' di più, ovviamente è un territorio più piccolo, uhm, di circa vai, 20 volte più piccolo rispetto al territorio occupato dalle linci. Cosa predano? Certo, le prede sono più piccole perché ovviamente sono, al di sotto dei 20 chili, quindi più piccoli prede, come potrebbe essere in Slovenia, si tratta delle loro prede più sono i roditori, i topi. In altre aree sono anche essere, delle prede un po' più grandi. Il sistema sociale ovviamente è quello di, un sistema solitario, non è una specie a rischio di estinzione, a differenza ad esempio della popolazione scozzese. Anche la popolazione mediterranea ha riscontrato un calo della numerosità, spesso avviene, una, interrelazione, un incrocio con gatto domestico, ma ad ogni modo questo può portare a dei gravi problemi per quanto riguarda la numerosità della specie, come ad esempio è successo in Scozia, dove, ci so è risposta la popolazione è costituita specialmente da ibridi. Per quanto riguarda la interazione intraspecifica, noi, utilizziamo un monitoraggio telemetrico utilizzando, delle, collari di GPS che a intervalli temporali definisce e reperisce il punto in cui si trova, la lince o il gatto, selvatico e in base a queste i dati possiamo cercare di capire le interazioni intraspecifica. Uhm, Parallelamente ci stiamo svolgendo anche un progetto, che ho prima, citato, Intralix, in base alla quale stiamo acquisendo delle dati per poter valutare la presenza, del gatto selvatico che viene monitorato con dei collari, vedete in giallo un maschio di lince, rosso la femmina, scusate, in viola la femmina di una lince e in rosso la femmina di un gatto selvatico, da cui possiamo capire anche le interazioni. Un altro importante dato che possiamo acquisire sono le trappole fotografiche, utilizzando delle telecamere, che viene molto ben utilizzata a livello globale, soprattutto per il monitoraggio dei gatti, dei felini che sono molto solitari e hanno una vita elusiva. Quindi le telecamere ci aiutano in modo efficace a monitorare la presenza dei felini in tutto il mondo, ovviamente. Per quanto riguarda il nostro progetto, è importante capire come utilizzano le modalità per marcare il territorio, se con l'odore oppure grattando con le artigli o urinando, anche questo che è ovviamente un messaggio per definire e marcare il proprio territorio. Entrambi le specie possono utilizzare gli stessi ambienti e le stesse modalità anche di marcare il territorio, spesso possono anche interagire, ciò che è una cosa nuova per noi, grazie alle ultime ricerche che abbiamo realizzato.
I dati che io presenterò sono preliminari, il progetto non si è ancora concluso ovviamente e nemmeno i dati non sono definitivi, verranno ovviamente pubblicati in futuro. Per quanto riguarda l'interazione tra il gatto selvatico e la lince, siamo appena all'inizio del progetto, stiamo acquisendo quindi i dati. Per ora abbiamo compreso che le due specie coesistono sullo stesso territorio. Questo ad esempio vediamo davanti una lince, dietro un gatto selvatico. Siamo nella zona in Romania perché appunto il progetto si svolge in diverse zone appunto dell'Europa e non solo, e grazie ai dati telemetrici possiamo notare che spesso le interazioni, gli incontri non hanno un epilogo positivo, soprattutto per il gatto, come possiamo vedere qui un esempio di un gatto che è stato predato da una lince. È stato ritrovato vicino ad una preda della lince, ovvero un capriolo. Forse il gatto si è avvicinato alla preda della lince, che però è diventata essa stessa poi una preda della lince, ovviamente, senza poi essere mangiato. Non sappiamo se il gatto selvatico ha raggiunto il territorio in modo casuale, ma può essere possibile che il gatto selvatico abbia voluto sfruttare la preda e la carcassa della lince, cosa abbastanza comune, come abbiamo potuto anche riscontrare nel quadro di altre ricerche, come si può vedere qui il gatto selvatico che sta banchettando sulla carcassa di un cinghiale. Soprattutto le telecamere in periodo invernale ci hanno dimostrato la presenza del gatto selvatico vicino alle carcasse o in presenza delle carcasse di prede della lince. Quindi una specie ovviamente preda e poi l'altra magari sfrutta le prede dell'altra. Ci è interessato invece se il gatto selvatico si evita le zone delle lince o meno. Questo poligono più grande è della femmina di una lince, e qui sono due territori di due maschi di gatto selvatico, e possiamo per esempio vedere come queste specie, come questi soggetti si evitano reciprocamente. Utilizziamo un indice legato alla socialità, coefficiente di socialità, per capire quanto le due specie si evitano o si attraggono. Qui si ha meno 1, 0, 1. Meno 1 significa il massimo livello in cui si evitano, 1 invece il massimo livello in cui si attraggono le due specie, mentre il valore 0 significa che le due specie convivono senza grandi interazioni. E poi abbiamo preso in considerazione 6 coppie di lince e di gatto selvatico che abbiamo potuto monitorare. Potete vedere da meno 0,17 a da 0,0, quindi meno di 0. Quello significa che sono molto vicini al valore di 0, e quindi le due specie sono abbastanza indipendenti e abbastanza indifferenti nei confronti dell'altra. Nelle altre specie vorremmo anche capire quanto le specie si attraggono, si evitano per quanto riguarda l'utilizzo di habitat. Il progetto viene sviluppato nel quadro della tesi di dottorato di una studentessa che è geografa, e si sta rivolgendo sulla presenza delle specie in doline, quindi sono delle grandi depressioni del terreno, ma anche più piccole come quella sopra, e ha cercato di capire la metodologia in cui capire
la lontananza e la profondità delle doline e quanto le 2 specie, evitano queste zone. Sappiamo che, i gatti, preferiscono delle zone, più scoscese, quindi potrebbe essere la dolina un ambiente favorevole per questa specie. Così anche i dati ci dimostrano la tesi in questo senso. Qui invece vediamo l'utilizzo in bianco, a destra in nero scusate, a sinistra la lince, a destra in nero rappresenta della su zone pianeggianti, a sinistra in grigio nelle zone dove ci sono delle doline. Vedete che ci sono abbastanza equiparazione tra la presenza del gatto nei 2 ambienti, a differenza della lince. Quindi il gatto indiscriminatamente utilizza entrambi gli ambienti. Un altro quadro è un quadro differente invece per quanto riguarda, l'interazione tra la lince pardina e il gatto selvatico. La lince pardina è a sinistra, il gatto selvatico è a destra, la lince pardina è alquanto diverso dalla nostra lince ed è metà più piccolo della nostra lince e quindi al di sotto dei 20 chilometri, quindi pertanto preda, animali più piccoli di lui. È specializzato soprattutto di faine che rappresenta una grande porzione per quanto riguarda le sue pride, ha una area più piccola rispetto alla lince della nostra zona, tra i 8 e i 25 chilometri quadrati, ed è presente in maggiore densità. È specializzato, come ho detto prima, per è un sistema diciamo sociale relativo di isolamento e in passato era a rischio di estinzione, ma per fortuna, grazie a delle misure introdotte una ventina di anni fa, si è riuscito a invertire la tendenza. L'interazione tra queste 2 specie è stata monitorata con delle telecamere e abbiamo potuto vedere le differenze, comprendere le differenze, soprattutto per quanto riguarda la coabitazione e se si evitano, in quale momento della giornata e se c'è qualche interazione appunto. Per ora non abbiamo concluso le analisi, ma le interazioni tra la lince pardina e il gatto selvatico molto più intense. Il lince può escludere quasi malvalenza il gatto selvatico, soprattutto nelle zone dove, ad esempio Portogallo, nel Portogallo la lince è, purtroppo, oggetto di caccia e in questa zona spesso si è giunto ad una, estinzione quasi del gatto. E nella parte sud del Mediterraneo quindi della penisola iberica, il gatto selvatico, scusate, la lince, si nutre praticamente di tassi. Abbiamo concluso con l'Europa, ora passiamo all'Africa, dove ci stiamo svolgendo delle attività di ricerca in Namibia, in questa catena montuosa vicino alla capitale Windhoek. Siamo a 1000 metri sopra il livello del mare. Si tratta di una savana abbastanza aperta, con pochi alberi, 2 le specie sulle quali ci concentriamo, il leopardo e il ghepardo. Per quanto riguarda il leopardo,
La sua dimensioni oscillano tra i 20 kg, alcune popolazioni sono molto piccole, nella sud ho anche i leopardi arabici, mentre qui in Namibia sono un po' più grandi, le femmine sui 40, i maschi sui 50, anche 70 chilometri. Gli habitat sono abbastanza differenziati, dipende dal punto in cui ci troviamo. Gli habitat più produttivi come possono essere grandi 14 chilometri, invece nelle zone desertiche o savaniche l'habitat è molto più grande, può raggiungere anche 500 chilometri quadrati. Hanno una struttura molto robusta, zampe abbastanza corte e cacciano stando in agguato, in attesa, e poi sul momento saltano sulla preda. Si trovano ovviamente nelle zone, stanno appollaiati sugli alberi dove si trovano anche specie più dominanti. La specie è legata a una zona montagnosa o articolata, montuosa, collinare, ed è una specie ovviamente solitaria. L'altra specie gheparda, che è completamente diversa, sebbene sembra a vista abbastanza simile, è molto più gracile rispetto al leopardo, e anche la modalità di caccia è diversa, sono dei veri e propri sprinter che corrono molto velocemente. I pesi sono abbastanza simili, femmine su 50 chilometri, e i ghepardi sono molto più alti ma più gracili rispetto al leopardo, e gli ambienti in cui abitano sono abbastanza grandi, sui 7.000 metri quadrati, se ci troviamo nelle zone desertiche o savaniche. I maschi creano delle proprie coalizioni, non è detto che siano soltanto parte della stessa famiglia, invece le femmine sono solitarie. Dal punto di vista territoriale, invece, a differenza del leopardo, preferiscono ambienti più aperti, pianeggianti, ma possono essere anche presenti in luoghi montagnosi, in zone montagnose. Ed è, dal punto di vista globale, lo stesso livello di minaccia rispetto al leopardo. Vorrei presentarvi la situazione dei leopardi in base al sistema territoriale. Abbiamo acquisito abbastanza dati e quindi possiamo capire qual è il loro sistema sociale. Per ora abbiamo in totale monitorato 22 esemplari con dei collari, ovviamente, le 16 femmine per un'area di 90 chilometri quadrati, i maschi invece un'area un po' più grande. Le aree per quanto riguarda quelle dei maschi possono andare a sovrapporsi relativamente poco. Possiamo vedere ci si sovrappongono poco, a parte 2 casi. Questa tendenza di evitare possiamo notarla maggiormente se prendiamo in considerazione gli ambienti rossi, dove l'animale sta più del 50% in quell'area. Per quanto riguarda le femmine, invece, vedete, sono abbastanza territoriali, può esserci qualche maggiore sovrapposizione tra le varie aree. Spesso può succedere, se si tratta di una correlazione parentale, come tra madre e figlia o tra sorelle, ma in generale, se prendiamo in considerazione le aree in cui soggiornano di più, allora non c'è quasi praticamente alcuna sovrapposizione. I due
Se invece uniamo gli dati relativamente ai maschi e alle femmine, possiamo vedere che in blu sono i maschi, in giallo le femmine, possiamo vedere che c'è una buona interrelazione e convivenza. In questa zona manca ad esempio una femmina, nell'altra zona manca un maschio, ma di solito le maschi e femmine possono coabitare, invece esemplari dello stesso sesso solitamente si evitano. Per quanto riguarda le grandi felini è importante conoscere le dinamiche di predazione. Ad esempio, se la loro preda molto più grande, che non riescono a mangiare subito, come può essere un cervo, allora potete vedere che in base ai punti di localizzazione di GPS possiamo capire che qui è successo che un leopardo abbia predato una preda e dopo un po' possiamo andare sul luogo e trovare la preda che è stata predata. Possiamo trovare quindi i resti della preda e su questa struttura possiamo vedere che ci sono tre grandi tipi, l'oryx di preda, l'oryx, rappresenta un terzo delle prede, poi abbiamo il facocero e il cudo e le altre specie invece sono un po' meno cacciate. Quello che ci interessa invece è capire come utilizzano la loro preda. I leopardi ovviamente, vedete qui li mettiamo in una trappola in scatola o qui utilizziamo un collare e in base ai dati che noi acquisiamo possiamo ogni mattina sapere il punto di localizzazione della preda, scusate, del leopardo, se il giorno stesso la mattina possiamo trovare il punto dove si trovava la mattina quel leopardo, possiamo andare lì e vedere se c'è una preda. E qui vediamo anche la tecnica con la quale si alimentano. Un altro elemento sorprendente che ci ha sorpreso particolarmente e sul quale vogliamo approfondire è che con gli stessi resti di una preda sulla preda possono banchettare più leopardi, non solo uno solo, ma possiamo vedere che un giorno successivo alla cattura della preda c'era presente un altro leopardo o una femmina di leopardo che hanno mangiato lo stesso oryx. Possiamo quindi notare che sulla base dei nostri dati spesso con un sola preda possono banchettare più esemplari di leopardo. Sapere capire come comunicano tra di loro. Sicuramente c'è una comunicazione, non è che un leopardo casualmente si imbatte sulla preda di un altro, forse si chiamano, può essere questo un modo per comunicare e dire ok, guarda che ho catturato una preda. In leopardo invece, allora con gli leopardi è da 7 anni che li analizziamo, mentre i ghepardi è da circa 20 anni che li monitoriamo, più di 200 sono gli esemplari che sono stati monitorati e hanno un collare e questo lungo attività di monitoraggio ci ha dato la possibilità di capire il sistema di territorialità in questo tipo di specie, che è completamente diversa da quello che abbiamo visto per i leopardi, che è tipico per la maggior parte dei felini. I ghepardi è specifico per loro il fatto che hanno un territorio, qui abbiamo ogni diverso colore, il colore di un diverso ghepardo, di un maschio o di una colazione di maschi. Quanto interessante è che non ci sono dei punti di contatto tra le aree. Quindi c'è un punto in cui nessuno utilizza, quindi un punto di, come noi diciamo, no man's land, quindi un punto dove non viene utilizzato nessun ghepardo, ma poi vedete che ci sono i territori delle femmine sono più piccoli.
spesso i territori più grandi sono legati, ad esempio, a dei punti dove si trovano degli alberi che vengono utilizzati come punti con i quali marcano il proprio territorio. E come abbiamo pensato come utilizzare questi dati per evitare i conflitti, così come nei leopardi, anche i ghepardi predano i animali domestici, quindi abbiamo chiesto ai agricoltori di collaborare, abbiamo chiesto ad esempio se nel loro territorio sapevamo che il ghepardo era abbastanza presente, mentre in un altro territorio dove non c'era la presenza di attività pastorizia non c'erano tanti ghepardi. Quindi abbiamo proposto di cercare di trasferire quegli animali domestici al di fuori delle aree dove si trovano i ghepardi. Molti agricoltori hanno fatto così, ci hanno ascoltati e potete vedere i risultati. La media degli animali domestici predati dai ghepardi prima dell'azione di prima era sui 15-16 erano gli animali che venivano predati dal ghepardo, invece con l'adozione di questa nuova misura il numero è calato drasticamente a 0,2 esemplari all'anno. È stata una misura molto efficace, quindi, e abbiamo capito anche come agiscono i ghepardi e il sistema territorialità di questa specie e di gestione anche dell'area stessa in cui le abitano. Queste sono le informazioni relative alle interazioni interspecie e intraspecie. Ora il progetto si concentra sulle interazioni interspecifiche, scusate, quindi tra diversi specie, leopardi e ghepardi. Per ora non abbiamo sufficienti dati per poter trarre una conclusione. Sappiamo che le due specie possono utilizzare, ad esempio, la stessa modalità per marcare il territorio, ovvero gli alberi. Già sulla base che ad esempio se gli alberi dove sono stati marcati da leopardi vengono poi evitati dai ghepardi. E abbiamo potuto notare quindi questa tendenza di evitare la zona dove è presente l'altro specie, così a differenza ad esempio delle interazioni che ho detto prima tra il gotto selvatico e la lince. Anche perché le due specie, leopardo e ghepardo, condividono le stesse animali che vengono di solito predati da loro. Alcuni dati dovremo aspettare qualche anno per poter trarre delle conclusioni più dettagliate. Ora passerei a un altro porto del mondo, in Mongolia, nella montagna dell'Altai, vicino sulla frontiera col Kazakistan e la Cina. Qui vive la popolazione del leopardo delle nevi, si abita ad alte altitudini, così come un altro gatto, il gatto di Pallas, che sono specialisti e presenti in questo tipo di zone di alta montagna. Allora, per quanto riguarda il gatto, leopardo delle nevi, questo è di circa 30-40 kg per le femmine. L'ambiente è più o meno uguale a quello di circa 100.000 km rispetto al lince, e la densità è di circa tra 1-3 esemplari ogni 100 km quadrati. Si tratta di una specie che si abita in alte altitudini, tra 1.000 e 5.000 metri, fino anche a 3.000, 4.000, 5.000 metri. Predano soprattutto ungolati, argal o simili,
Si tratta di una specie che è minacciata e quindi abbiamo circa 3.000 esemplari, quindi dobbiamo stare attenti alla sua densità, alla sua presenza nelle varie rosole in base alle estrapolazioni che dei dati che abbiamo acquisito potremmo definire quali sono le situazioni in altri dati, le altre situazioni. Ora passiamo all'Otocolobus manul, ovvero il gatto di Pallas, che è un po' più piccolo, simile al gatto domestico della nostra zona, anche l'area che di solito abita è più piccola e anche la densità è invece molto più alta rispetto a quella del leopardo delle nevi, sul 4,22 individui ogni 100 km, invece si trova a delle altitudini tra i 500 a massimo 3.000 metri sopra il livello dell'area. Quali sono le prede? Perché sono prede più piccole, perché appunto è più piccola anche la specie, sono delle piccole possono essere roditori di diversa tipologia, che ad ogni modo si tratta di una specie che non è minacciata. Come ho detto, visto il luogo dove abitano, quindi a elevate altitudini, le attività di ricerca sono alquanto difficoltose da realizzare. Ovviamente durante l'inverno, dove ovviamente non è il momento migliore in cui si possono studiare e seguire e analizzare. Ci sono delle fotocamere che vengono utilizzate per poter quindi meglio monitorare la presenza di questi esemplari in situazioni estreme. Negli ultimi 5 anni, in collaborazione con l'Università di Firenze, abbiamo appunto, e anche quella di Trento, e anche con l'organizzazione Green Initiative mongola, abbiamo potuto realizzare quanto abbiamo fatto e quindi a volte riusciamo a raggiungere dei punti più vicini al posto dove questi animali si trattengono. Spesso abbiamo delle difficoltà, come si può vedere. Queste macchine sembrano abbastanza così buffe, come dei carri armati, e una volta in cui ci si incastra non si può più andare avanti, allora proseguiamo a piede e siamo riusciti a posizionare delle telecamere che lasciamo lì per circa 3 mesi, ritorniamo nel punto per poterle riprendere e raccogliere i dati registrati. Abbiamo per ora fatto 4 spedizioni. A causa delle condizioni per Covid, no, la Mongolia ha chiuso le proprie frontiere, quindi non abbiamo potuto raggiungere l'area di nostro interesse. Ad ogni modo abbiamo potuto, in base ai dati acquisiti, constatare delle differenze di densità nelle varie aree. Soprattutto nelle aree dove c'è una maggiore densità abbiamo acquisito maggiori dati in due aree, Sud-Thai e Kork-Serk. Abbiamo potuto sapere e constatare che c'è una densità di 1-2 leopardi nei 100 metri quadri. Invece in Mongolia, che in realtà è la zona che dovrebbe essere più favorevole per questo tipo di specie, il leopardo delle nevi è quasi estinto. Poi dobbiamo cercare di capire quali sono le influenze sulla presenza del leopardo delle nevi. Innanzitutto maggiore la pendenza, fino al 25-30%. C'è una maggiore percentuale di ritrovare la presenza di un leopardo delle nevi. Poi una grande carattere di influenza sono la presenza antropica.
la possibilità di presenza di un leopardo dipende dalla presenza anche dell'uomo. In genere, in base alle analisi realizzate, l'allevamento è di certo l'attività che ha una influenza maggiore su questa specie. Il numero soprattutto il numero di ovini, di greggi di ovini aumenta sempre di più, il che perché ovviamente viene richiesta, c'è una maggiore domanda del lana cashmere, che è molto pregiata quindi, e ciò però ha un impatto negativo sulla presenza del leopardo delle nevi. Il leopardo delle nevi dove viene spodestato dalla presenza di questi ovini che possono stare anche su zone con un'alta pendenza. E nell'Argali dove abbiamo potuto constatare maggiore è il presenza dei ovini, minore la presenza dei leopardi e delle nevi. I leopardi sono legati anche alle prede, alle zone, alle specie che loro rappresentano loro prede, invece di trovare il lupo non evita gli ovini, invece l'incontrario li predilige per poterle poi predare. Anche perché sono la preda preferita della lupo. Se sappiamo che c'è la presenza di un lupo, allora di conseguenza la presenza del leopardo delle nevi sarà inferiore, di inferiore probabilità. Il leopardo delle nevi può anche predare delle specie più grandi. Qui c'è uno yak, un esemplare di un yak adulto, può quindi, abbiamo potuto constatare che è in grado di poter, il leopardo delle nevi, poter predare questa specie che è 5 volte più grande del leopardo stesso, quindi è un dato molto interessante che abbiamo potuto acquisire. Per quanto riguarda lo yak, abbiamo vicino di lui posizionato una telecamera, abbiamo potuto notare che il leopardo può ritornare sulla sua preda, ma non lo so, lo stesso predatore, ma anche un altro leopardo si è avvicinato alla stessa preda. Il quanto ci può dimostrare che c'è una condivisione delle preda, così come abbiamo notato per i leopardi, ma per ora i dati sono ancora pochi per poter dirlo con una grande certezza. Di certo lo potremo approfondire nel quadro di altre ricerche. Spesso ovviamente queste carcasse vengono utilizzate e dalle quali possono alimentarsi altre specie come ad esempio la volpe, così come possiamo notare per altri casi. Per quanto riguarda le interazioni tra il leopardo delle nevi e il gatto di Pallas, abbiamo potuto constatare che nel quadro di tutte le abbiamo potuto vedere le interazioni nel quadro delle diverse specie, ma soprattutto quello che ci interessava di più è tra queste due specie, l'arco in blu è l'indice di interazione e quindi di attrazione, invece in rosso quello in cui si evitano. E 0 invece significa che appunto hanno un rapporto di indifferenza. Dal punto di vista con questa grafici invece possiamo capire la presenza se di notte o verso la metà del pomeriggio, quindi possiamo capire per le due specie che i campioni sono abbastanza simili, maggiore attività è nel periodo notturno o nelle prime ore del mattino. E potete vedere che appunto abbiamo un pattern abbastanza simile tra le due specie. La competizione è diversa e non c'è grande competizione tra le due, concorrenza. Un'altra
attività che noi facciamo è la marcatura, così come abbiamo fatto per le linci, per il leopardo delle nevi, lo marchiamo come marca con l'urina, magari in vicino ad un piccolo pertugio, una piccola grotta e ciò ci dà la possibilità di capire poi quale è l'area che viene utilizzata da ogni esemplare. E poi potrà essere un buono indicatore relativamente alle attività di marcatura da parte del leopardo. Infine, l'ultima area, ci spostiamo nelle foreste tropicali, nel sud-est asiatico, soprattutto in Indonesia, dove vivono ancora la tigre a Sumatra e convivono piccole gatti tropicali, nel Borneo ad esempio. Se possiamo notare la tigre è la felide più grande. Le tigri scorrono ai 200 kg per quanto riguarda i maschi, invece le femmine, qui in Indonesia invece i maschi sono più piccoli di 100 kg, invece le femmine sui 75. Gli ambienti possono essere con 10 km quadrati, mentre le zone settentrionali, come ad esempio in Siberia, l'area è molto più grande, di 1000 metri quadrati, e i loro prede preferite sono gli ungolati o prede più piccole. Si tratta di una specie sensibile e mentre per quanto riguarda il cosiddetto tigre dell'Indonesia, è una tigre che ha delle problematiche, cioè è una specie con alte possibilità di estinzione. Un'altra specie è il Neophelis diardi, si tratta di una specie più piccola, si ha un dimorfismo sessuale molto molto forte. Possiamo vedere che è un'unica specie dove vediamo che la parte sottostante della mascella è superiore rispetto la mandibola è sporgente rispetto alla mascella. Quali sono le loro prede? Di certo i maschi predano gli ungolati, le femmine presumibilmente le scimmie. No, purtroppo non abbiamo dati sufficienti per poterlo definire con certezza. La maggior parte del proprio tempo trascorre la maggior parte del proprio tempo sugli alberi, soprattutto le femmine, per questo predano le scimmie. Altre 3 diversi tipi di specie in questa zona è la Pardophelis marmoratus, è poco ben studiata, si sa che passa la maggior parte del proprio tempo sugli alberi grazie anche a questa bellissima grande coda, ed è una specie potenzialmente minacciata. Poi abbiamo il gatto del Bengala, che è abbastanza simile al nostro gatto domestico, è abbastanza si adatta molto bene e di solito mangiano roditori, queste sono le loro prede più favorite, e il loro area ha una grandezza tra i 2 e i 30 km ed è una specie minacciata. E la terza specie della Sumatra che è presente in Sumatra, che è poco ben conosciuta, si parla del Catturma temninci, è abbastanza piccola, un po' più grande, scusate, di quelle precedenti, sugli 8-16 kg,
abbiamo purtroppo pochi dati relativi a questa specie. Sulla base di quelli che abbiamo, sappiamo ad esempio che predano le scimmie o uccelli, ed è una specie potenzialmente minacciata. A Sumatra utilizziamo delle fototrappole, mentre nel Borneo con la teleometria, quindi con dei collari o anche delle trappole a forma di gabbia, che però non sono molto efficaci. Pertanto abbiamo utilizzato delle reti, come si abbaglia l'esemplare con una luce forte e poi si utilizza una rete per poterlo catturare. Nel Borneo il problema è la riduzione delle foreste per scopi agricoli, ovvero per coltivare le palme dalle quali poi si ottiene l'olio di palma, il che rappresenta una minaccia per i felini, a differenza di questo piccolo gatto che si è ben adattato alla nuova situazione. Forse il motivo è perché qui in questa zona, nuova zona, su queste nuove piantagioni ci sono molti roditori che è la preda prediletta di questo piccolo felino. Mentre su queste piantagioni si possono rincontrare con grande frequenza questo tipo di specie. Gli altri felini più grandi invece sono sempre meno presenti in questa area proprio a causa della presenza delle piantagioni. In breve, ancora sulla base dei dati delle fototrappole, quali sono quali specie si evitano, quali si attraggono. Se prendiamo in considerazione le specie più grandi, la tigre e il gatto della giungla, possiamo notare che la tigre è presente nella mattina e la notte, invece il leopardo è presente di giorno quando le tigre non presenti e attivi. Quindi probabilmente è difficile desumere sulla base dei dati che abbiamo sulle loro attività comportamentali, ma questo è un buon indizio per poter definire che le due specie si evitano. Mentre per la tigre e il gatto marmorizzato, allora le due non si evitano, ma sono presenti, coabitano. Forse il tigre può predare questo piccolo gatto marmorizzato, e quindi potrebbe essere che il gatto abbia cambiato le proprie abitudini per poter sfuggire dalla tigre. Ora passiamo al tigre e no, se ci parlando del gatto marmorizzato, possiamo dire che più sono simili dal punto di vista delle dimensioni, i felini più si evitano l'uno con l'altro, più differenti sono, meno si evitano. Queste sono le constatazioni che possiamo potuto trarre dalle dati che abbiamo acquisito. Le attività di ricerca sono ancora in fase di realizzazione. Adoni, per questo non vorrei dare proprie conclusioni definitive, ma per quanto riguarda, abbiamo due specie di felini, se sono di dimensioni diverse.
Queste allora possiamo non entrano in competizione, c'è una migliore possibilità di coabitazione e anche utilizzano luoghi, habitat diversi. Ad esempio, non il leopardo delle nevi, che è molto più grande, riesce a convivere con una specie più piccola. Invece se le specie sono di dimensioni quasi uguali, allora c'è una maggiore livello di competizione e pertanto le due possono evitarsi fortemente e frequentare diverse aree, come il leopardo e il ghepardo. Con ciò vorrei concludere, vi ringrazierei per l'attenzione, ringrazio anche i finanziatori e sponsor, l'Agenzia Slovena per le attività di ricerca, vorrei anche ringraziare tutta l'equipe, perché potete ben capire che le attività di ricerca prevede un grande lavoro anche e soprattutto per quanto riguarda l'elaborazione dei dati e questo è una parte delle equipe slovena che è qui rappresentata in questa foto. Vorrei ringraziare il Dipartimento delle Risorse Forestali, anche l'Università di Ljubljana, ma anche NICE-W che è presente in Namibia, poi il CBO del Portogallo. E un altro ringraziamento vorrei anche, va anche all'Illinois, agli Stati Uniti. Penso che ho dimenticato di inserire il logo delle partner italiane, il Museo di Trento, l'Università di Firenze ed infine l'organizzazione Green Stift della Mongolia.